Mentre in tutto il Veneto è molto alto il livello di allerta e di preoccupazione per la continua pioggia incessante che da giorni si abbatte sul nostro territorio, a Mestre sembra tutto tranquillo. Qualcuno in via Puerio si ferma a fotografare il fiume in piena, mentre altri continuano la loro passeggiata, per nulla preoccupati nel veder salire ora dopo ora il livello del Marzenego. Penso che salga, è un problema momentaneo. Non ha mai tracimato in questa zona qua. Storicamente non mi pare che qua ci sia il problema è più giù verso Viale San Marco, quelle zone là dove c'era più rischio di tracimazione. Di fronte al nuovo assetto urbanistico, i cittadini di Mestre colgono l'occasione per raccontare ai nostri microfoni la loro personale opinione in merito ai lavori. È una cosa validissima e ottima, anche per rispetto di quelli che sono passati prima di noi, insomma, ecco, dai. Un tempo era così ed è giusto che sia così. Spese inutili, no, e assurde. Poteva esserlo chiuso. Io sono nato proprio qui vicino e abitato da bambino negli anni 50 qui ed era bellissimo. La scopertura può essere un fatto positivo, non è bello da vedere perché il colore dell'acqua non è certo invitante. Intanto in queste ore il livello del Marzenego continua a salire, lasciando anche tra i cittadini di Mestre preoccupazioni e timori. Sotto i ponti è a filo e sono i ponti che sono bassi. Quello che hanno fatto di cemento armato è dritto e sembra un po' più basso. Se là si impunta rischia di andare fuori sopra. È alto adesso, non è mai stato così alto sti giorni. Il Signore ci dà una mano, ma il resto...